Buonasera a tutti ragazzi, come avevamo promesso la diretta con gli amici di Notizie Astronomiche. Quindi questa è una diretta live con i ragazzi dell'osservatorio, con il nostro amico Astrospace, con Stellar e con tanti altri ancora. Quindi ho iniziato giusto 2 minuti prima il tempo perché così le persone arrivano, quindi in effetti parleremo un po' di tutto, diciamo, quindi gli argomenti saranno tanti, quindi sicuramente ci sarà da parlare, quindi sicuramente sarà una serata diversa dal solito, quindi potete fare delle domande se volete, qualcuno vi risponderà, quindi fate, se avete qualche dubbio, qualche cosa, vi risponderanno, quindi aspettiamo che si fanno le 9, io avevo l'appuntamento alle ore 21, quindi il tempo che passino questi 2 minuti, in effetti ci manca un minuto. Ciao Frasia, buonasera. Quindi diciamo che a momenti si collegheranno questi amici nostri. Quindi aspettiamo Francesco, aspettiamo Avvocatella, vediamo quando arrivano. Eccola qua, Avvocatella, ciao, buonasera. Quindi in effetti si parlerà un po' di tutto, in effetti, quindi possiamo parlare tranquillamente, ragazzi. Già sto in live, ecco qua. Allora, Nicolas pure è arrivata, Grazia pure è arrivata, grazie a tutte ragazze, grazie Nicolas. Quindi adesso sono le 21 ragazzi, quindi diciamo che è l'orario. Sì, sì, sto in collegamento e dobbiamo aspettare ragazzi. Io ho detto alle ore 21, quindi mo vediamo come. Allora, il primo ragazzi, Marco Kenway, anche un ragazzo appassionato di astronomia come me, quindi diciamo già uno come la mia testa già è arrivato. Quindi diciamo che poco fa ho fatto un video dove ragazzi avete visto c'è un asteroide che stanotte passerà. Complotti, e vabbè, questo è normale, che stanotte passerà sulle nostre teste e la NASA dice che è tutto a posto, è grande come quello che è caduto in Russia nel 2013 e quindi dicono che non è così, diciamo, forte, quindi al massimo se impatterà con la Terra sarà come il famoso 2013, dicono, quindi in effetti non ci saranno tanti, anche perché comunque anche in Russia nel 2013 comunque ci furono i feriti ragazzi, quindi proprio nulla non fece. Un saluto Marco. No, in effetti loro hanno detto che come la Russia del 2013, anche se il nostro amico Marco poco fa ha detto che in effetti quell'asteroide in effetti fu distrutto da un UFO, quindi Marco sta diciamo sul nostro canale ora in diretta, me l'aveva detto in una chat privata che c'è un video in rete dove dimostra che quell'asteroide fu bombardato diciamo da un ciao Marco, buona serata. Quindi venne bombardato, diciamo, da un presunto UFO, quindi non sappiamo se il video è reale oppure no, quindi non possiamo pure ipotizzare. Quindi parliamo sempre di ciao Stellar, ecco qua il nostro amico dell'osservatorio, quindi stanno arrivando. No, dico, è stato distrutto dal campo magnetico terrestre. Invece c'è un video che dimostra in effetti, ma dobbiamo vedere se. Sì, sì, Stellar, se vedi Marco della scritto, sì, fu un UFO da abbattere l'asteroide ed è reale al 100%. Quindi vedi Marco della scritto Massimo, quindi
Non so dirtelo, pure a me me l'ha detto poco fa che stavamo su Messenger, che stavamo scrivendo e me l'ha detto, io non l'ho visto, ti giuro, poi se mai mi faccio mandare il video lo vedo pure io, quindi non lo so, sto solo ipotizzando. Quindi stasera cercherò dopo la mezzanotte, come pure Marco ha detto, proviamo a guardare il cielo e vedere se riusciamo a guardare qualcosa di insolito. In effetti stanotte dovrebbe passare questo asteroide, dicono, quindi stasera diciamo voglio mettere mi metterò col cellulare in mano e vedo se vedo qualcosa di anomalo. E no, in effetti qua da me ci sta parte che è nebbia e parte che si vede. Infatti poco fa, ciao Domitilla. Sì, sì. Quindi in effetti ragazzi, sì, sì, Stellar, sì. Quindi in effetti ragazzi, io ho fatto delle foto alla luna poco fa e si vedeva, l'ho fatto vedere pure a Marco e quindi in effetti subito Marco, quindi in effetti ragazzi la luna si vedeva, solo una parte di cielo si vede e l'altra è coperta, quindi qua a Salerno perlomeno il cielo la maggior parte è coperta, quindi spero che per la mezzanotte si liberi un po', così in effetti riusciamo a vedere un po' il cielo. Ho fatto solo la foto della luna, diciamo, ma niente di più in effetti perché solo quello si riusciva a vedere. Ciao Amelia, buonasera. Quindi diciamo ragazzi, partiamo subito con la notizia che incominciamo così. Sì, sì, ok, li metto e poi io li passo a Marco, sì. Sì, sì, vabbè Marco, dopo te le passo io a te poi, dopo quando Stella li mette. E te li passo, diciamo che dopo quello che mi manderà Stellar, ragazzi, lo metto sotto a questo video, così tutti li vedrete questi video, così nessuno, ne farà a meno. Quindi quello che mi manderanno i ragazzi dell'osservatorio lo metto come link sotto, diciamo, questo video e li guarderete, così anche voi vi fate una bella scolpacciata di notizie nuove, quindi sono inediti, faremo grandi scoperte con questo. No, io frase, io proverò, quello hanno detto la mezzanotte, intorno alla mezz'oretta, giusto una mezz'ora mi sto a guardare il cielo, non di più, quindi se passa passa, se non passa non passa, ci provo a guardare un po' il cielo, che mi costa stare una mezz'oretta affacciato, diciamo, a vedere il cielo, non mi costa nulla, quindi solo un po' di freddo, però nulla di che. In effetti, ragazzi, partiamo con la prima notizia, questa qua, poi man mano che si aggiungono. Il 13 aprile 2029, in effetti, è una data da segnare, ragazzi. No, no, lo avevo, l'ho buttato, mi credi? Non l'ho neanche venduto, l'ho buttato. Avevo un Celestron, l'ho buttato. Ho cambiato casa. Ho detto vabbè buttalo. Proprio. Mo che adesso mi serviva proprio con i video. È una cosa pazzesca, guarda. Quindi ripetevo ragazzi, 13 aprile 2029. No, c'è il cellulare. E in effetti c'è il cellulare buono, però è un conto. Marco c'ha una telecamera della Canon che fa delle foto eccezionali. Quindi Quindi in effetti, ciao Giuliana, in effetti l'ho buttato, è stata una sciocchezza anche perché mi sarei messo qua dal balcone, diciamo, a guardare le stelle, quindi a fare qualche foto, qualche video, qualche live direttamente dal telescopio, ero capace di fare così, anche per guardare la luna, qualche cosa. Quindi dicevo il 13 aprile 2029, ragazzi, è una data da segnare già sul calendario. Apopis passerà, ragazzi,
Sì, 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 c'è lo Smart Sync, l'applicazione, ma ho comprato anche in effetti un oculare che viene attaccato vicino al cellulare per guardare, quindi in effetti si collega vicino al cellulare e ingrandisce di molto, diciamo, lo zoom rispetto al cellulare, però il telescopio, ragazzi, è tutta un'altra cosa, è proprio diverso, eh. Cioè, ci attestano subito, vabbè, allora stiamo a posto, eh. Solo ci devono solo arrestare e poi stiamo a posto. Vabbè, io vado con Marco in cella, Marco, andiamo insieme. Manica va, andiamo in cella insieme. Yammi, tu e Stella in cella, perlomeno stiamo in compagnia. Quindi ragazzi, 13 aprile, secondo fonti ufficiali, Apopis passerà solamente a 31.000 km. Quindi ragazzi è un evento che è un potenziale pericolo, anche perché la distanza di sicurezza dagli asteroidi, ragazzi, è di 7,5 milioni di chilometri e qua si parla solo di 31.000 chilometri, cioè eh, in effetti 31.000 chilometri, ragazzi, ci sono i satelliti in effetti, quindi pensate un poco che questa Popis, che è un mostro, è grandissimo, passerà diciamo, sull'orbita dove stanno i nostri satelliti della TV, delle telecomunicazioni, quindi proprio vicinissimo. Secondo me quel giorno sarà anche visibile, forse a occhio nudo, non lo so, perché 31.000 km, ragazzi, vedete, è una cosa pazzesca. Quindi non lo so come la NASA ha fatto una cosa così, Stellar. In effetti 31.000 km non sono niente a livello astronomico, ragazzi, è una sciocchezza. Pensate che tra la distanza dalla Terra alla Luna sono 340.000 km. Quindi pensate un poco che vedete quanto passerà vicino sto coso. Quindi io ho detto, ma fammi vedere bene. Ho detto 31.000 km, lo dice la NASA, la ESA e poi l'ha confermato perché la fonte è russa, ragazzi, quindi la fonte sono stati i russi a dirli. La NASA dice no, no, che la distanza è rassicurante, ma se tu mi dici che la distanza di sicurezza è 7,5 milioni di chilometri, come fa 31.000 km? Vabbè, tu sei più preciso di me, quindi come fanno 31.000 km ad essere, cioè, che stiamo a posto, cioè, ma questa è una cosa pazzesca. Ma tu 31.000 km, calcola la forza di gravità terrestre. Cioè, non lo so come questi fanno a dire la distanza di sicurezza diciamo, è ottima, è proprio a livello pazzesco, non lo so. Quindi gli astronomi poi russi, ciao, grazie, dicono che la collisione, dicono gli astronomi, avrebbe conseguenze devastanti su scala globale. Quindi lo dicono pure al finale. In effetti non è che si limitano a dire solo 31.000 km, in effetti parlano anche che una possibile conseguenza sono, diciamo, conseguenze devastanti a livello globale, non a livello locale, sai, gli Stati Uniti, l'Italia, no, no, qua si parla a livello globale. Quindi in effetti passerà a 31.000 km, che non sono niente, ti ripeto, a livello astronomico, ragazzi. Uno dice, vabbè, ma 31.000 km sono tanti, no, ragazzi? 31.000 km sono pochissimi. Ci stanno i nostri satelliti che guardiamo internet, che guardiamo la TV, quindi pensate un po', quindi è proprio vicino vicino alla Terra. Quindi un mostro così grande che passa così vicino, tranquillamente la gravità lo può attirare. Eh, 1,5 milioni di kilotoni. Hiroshima era 17 kilotoni, figuriamoci ragazzi, secondo me nemmeno i capelli troveremo.
Grazie Stellar, vabbè, Stellar è sempre precisissimo, quindi 17 kilotoni, quindi diciamo che non ce neanche accorgiamo, avvocato, non ti preoccupare, non soffriamo, perché secondo me come si dice, proprio ci polverizziamo a volo, secondo me. Quindi già guardi il lato positivo, non soffriamo, quindi già è una cosa buona. Quindi 1,5 milioni di kilotoni. Hiroshima era 17 kilotoni, pensate un po', là si parla di 1,5 miliardi. No, non credo che si muora meglio, io penso che proprio ci polverizziamo proprio direttamente, in effetti non hai il tempo di dire ah, che già sei polvere, quindi in effetti è come una puntura picco indolore, quindi sarà una cosa proprio indolore comunque ragazzi, quindi a volte mi meraviglio di come la NASA, la ESA possono dire delle cose così, però purtroppo lo fanno anche per non creare caos comunque. Si parla del 2029, ci mancano ancora 10 anni, grazie, non è che succede domani. Però, in effetti, pure passeranno i 10 anni, quindi non è che non passeranno. Poi, ma per l'amor di Dio, chi ci sarà, chi non ci sarà più, per l'amor di Dio, uno spera di arrivare sempre più lontano possibile, però, in effetti, 10 anni pure passeranno alla fine. Quindi il problema. E la NASA è al corrente che un asteroide deve essere emanando l'allarme per nessun motivo. E secondo me Stellar sarà questo qui in effetti. Quindi secondo me in effetti è questo qua. Guarda ragazzi, io ho provato a leggere anche la, diciamo, dicono che nessun corpo, perlomeno terrestre, missile, bomba nucleare, quello che volete voi, non possono deviare in nessun modo un asteroide di una certa massa. Quindi è come sparare a vuoto in effetti, quindi per muovere un masso gigantesco, ragazzi, ci vuole molto di più. Quindi con tutto l'arsenale che ci sarà sulla Terra non basterà per deviare un famoso ipotetico asteroide, ragazzi. Quindi calcolate che quelli viaggiano pesantemente, quindi è come sparare contro, che ne so, con una pistola dentro un vetro antiproiettile, non gli fai nulla in effetti, non lo tocchi neanche. Quindi poi, in effetti, è così. Cioè, come fai a colpire un asteroide con una bomba nucleare e a spostare la sua deviazione? A te non ti preoccupa Popis Maumuamua? Maumuamua, diciamo, non è passato già Stellar in effetti. Tu hai detto che era passato l'anno scorso, quindi questo ritorna di nuovo. Non lo so, in effetti Oumuamua passava l'anno scorso. Quindi in effetti è così, ragazzi. Quindi in effetti diciamo che un po' tutto è un mistero l'universo. Quindi, oh, Franci, stai attaccata alla cucina tu? In effetti, ragazzi, anche diciamo ultimamente ho fatto video secondo quale i piatti. Sì, però Marco, Marco, io dico così che anche i famosi bunker non reggeranno all'impatto di tutto questo, eh. In effetti ha fatto una girata notevole, ma sì, ma ritorna, diciamo, a camminare, diciamo, qui. Diciamo, questo Oumuamua arriverà di nuovo sulla Terra, ma Stellar, in effetti. Eh sì, non può essere un asteroide, quindi se ha fatto una girata, sì, allora passerà di nuovo sulla Terra, in effetti, quindi non è un asteroide stellar, no?
È un UFO al finale, non sarà un asteroide come tutti quanti pensiamo. Non è che questo va e viene, fa il giro della Terra intorno a noi, in effetti. Sì, in effetti sì, per forza, Marco. Non è che un asteroide, purtroppo come avevano descritto, avevano detto Oumuamua camminerà verso lo spazio interstellare. Ma adesso il nostro amico Stellar ha detto che ritornerà sul nostro percorso, quindi non è normale che un asteroide, diciamo, cammini nello spazio profondo e poi ritorna indietro. Che fa? Ha deviato, ha fatto la curva, cioè è impossibile, a meno che non è una cosa aliena. Se no non possiamo spiegare come questo oggetto che doveva andare nello spazio profondo sia di nuovo in arrivo qua. Lo so che la verità non ci sarà mai, questo è poco ma sicuro, quindi in effetti dovrebbe... Una cometa no, sai perché Alfonso, quando è passato vicino al Sole non si è sciolto neanche un po' di vapore acqueo. In effetti lui è passato vicino al Sole, così vicino al Sole, e non si è fatto un po' di vapore. Difatti quando passa una cometa davanti al Sole incomincia a vaporizzarsi. Quando è passato questo famoso Oumuamua, come si dice, questo nome particolare, lui non si è mosso di un poco, è rimasto così com'era. In effetti la cometa quando passa lascia la sua scia quando sta vicino al Sole e lascia tipo come dei detriti. Invece questo qui è passato bello fresco fresco e non ha lasciato nulla. Non è una cometa. E pure io, prima io e Marco abbiamo fatto la foto. L'unica cometa è quella di Halley. Vabbè, questa qua è l'unica cometa che diciamo conosciamo tutti. Sì, sì, prima abbiamo fatto anche noi le foto della Luna, era così pure a noi. L'abbiamo fatto io e Marco, in effetti, mentre attendavamo la diretta, in effetti. Sì, ragazzi, a finale, in effetti, anche diciamo gli alieni, ragazzi, ci sono sempre stati fin dall'antichità. Quindi diciamo che anche la Bibbia, ragazzi, come ben sapete tutti quanti voi, parla sempre degli dei alieni. Anche la Bibbia ne parla tranquillamente, ragazzi. Quindi chi li chiama Elohim, chi li chiama Anunnaki, in effetti ci sono sempre stati fino dall'antichità, ragazzi. La Bibbia, anche se è brutto da dire, ragazzi, ne è piena. Quindi, in effetti, anche dall'antichità, ragazzi, gli oggetti non identificati ce ne sono stati avvistati a milioni. Quindi non è un problema di oggi, quindi è un problema proprio antico proprio. Diciamo che gli Elohim, Anunnaki come li vogliamo chiamare, sono ovunque. In effetti abbiamo parlato in certi video che diciamo, no, gli alieni francesi stanno tra di noi. In effetti ci sono i rettiliani. In effetti, come io già avevo detto, quindi in effetti, come avevo detto, anche la regina Elisabetta. Ah, per il fatto di Area 51. Sì, lo so, Massimo, che se volevano conquistarci lo avrebbero fatto, non si mette in dubbio, sì. Però, ma dicono che sono negativi in effetti i Domitilla, quindi non vogliono la nostra, diciamo, sto mangiando il toast, non vogliono in effetti ucciderci, però non vogliono. È come se noi fossimo degli schiavi in effetti per loro, quindi ci usano in effetti, questa è la cosa che dicono. Quindi in effetti, secondo uno scienziato, ci sono altre razze aliene, ci sono gli Elohim e i rettiliani.
Poi ci sono quelli, i siriani provenienti da Siria, i grigi, che conoscete tutti, poi ci sono i draconiani, gli gli Elohim e Anunnaki, quindi ci sono 5-6 razze sulla Terra. Sì, anche in alcuni dipinti, anche sulla crocifissione di Gesù, potete vedere, ragazzi, che ci sono degli UFO. Guardate bene, in un dipinto, non mi ricordo quale, la crocifissione di Gesù, ci sono 3 UFO sul lato sinistro del quadro. Non mi ricordo quale, però c'è. Quindi in effetti, ragazzi, diciamo che quando sono arrivati qui sulla Terra gli Elohim all'epoca, come dicono, in effetti hanno clonato l'uomo, diciamo che era rude, in effetti l'uomo, diciamo, Endertal con i geni loro, e quindi hanno fatto l'uomo che siamo noi. Quindi in effetti anche noi siamo extraterrestri, in effetti, in un certo senso anche noi saremo alieni, in effetti. Quindi loro che cosa hanno fatto? Gli uomini primitivi ci stavano qua. Loro hanno incrociato il loro DNA con gli uomini primitivi. Sì, da razza rettiliana perlomeno sai che ci sta, no? In effetti i rettiliani ce ne sono un sacco. Ho fatto anche il video della regina, come ti ricordi, che aveva cambiato gli occhi. Quindi in effetti diciamo che la Bibbia ne parla, pure Mauro Biglino ultimamente è un casino. No, Domitilla, quindi noi siamo extraterrestri. In effetti loro hanno usato gli uomini primitivi con il loro DNA, e noi perciò ci siamo evoluti molto rapidamente. In effetti questo scienziato non riesce a capire come noi ci siamo evoluti così velocemente. Cioè, dice questo scienziato, è stato troppo veloce il passaggio dall'uomo primitivo a come siamo noi. No, vabbè, non siamo extraterrestri nel senso che abbiamo poteri o queste cose qua. Semplicemente noi abbiamo nel nostro DNA un pezzettino di loro DNA. Non è che noi abbiamo poteri eccezionali o altre cose, eh. Extra in effetti che provengono da altre parti, extra in effetti extraterrestre che non sono di questo pianeta, in effetti. La parola intera è quella extraterrestre che non proviene dalla nostra terra. Quindi per fare un esempio, questo scienziato famoso, lui ha detto: vabbè, avvocatella, quando poi Stellar me lo darà, io lo metto sotto a questo video che abbiamo fatto questa diretta, in effetti, quindi lo vedete e poi lo cancelliamo. Quindi vi do il tempo di guardarlo e poi lo cancello. Quindi vi dico, ragazzi, guardatelo e poi lo cancelliamo, anche perché giustamente anche loro corrono dei rischi, anche perché loro sono più complottisti di noi, quindi in effetti giustamente siamo un po' tutti a rischio, quindi in effetti noi cerchiamo sempre di far uscire cose fuori e quindi siamo controllati, in effetti. Sì, questo scienziato ha detto che non poteva esserci un'evoluzione così rapida, capisci? Dall'uomo primitivo a come siamo oggi. Quindi in effetti ci siamo evoluti troppo velocemente. Quindi dicono che innestando il loro gene, perché dovevamo fare i lavori più pesanti noi, quindi eravamo i loro schiavi. Quindi in effetti, come ti devo dire, loro facevano i padroni e noi zappavamo la terra. Loro stavano belli seduti e comodo e noi davamo a mangiare gli animali. In effetti ci hanno creato perché loro non avevano voglia di fare nulla, quindi in effetti hanno visto l'uomo primitivo, ha detto vabbè, mo innestiamo un nostro gene lì e mettendolo insieme facciamo un uomo normale.
No, quello te l'ho mandato io, Marco, quello là te l'ho mandato io se non mi sbaglio. Sì, in effetti sì. In effetti siamo schiavi in un certo senso, sì, in effetti poi alcune razze aliene se ne sono andate, altre sono rimaste qui. Diciamo, è così, ragazzi. Quindi, in effetti, anche Gesù, ad esempio, anche Gesù Cristo sia, diciamo, anche la figura di Cristo sarebbe collegata agli alieni. Si dice, penso questo scienziato, ragazzi, non è che lo dico io, che Gesù sia un ibrido alieno impiantato nel grembo di Maria e la figura di Gabriele, l'arcangelo Gabriele, sarebbe in realtà un Elohim. Quindi diciamo che poi giustamente la domanda è da dove arrivano sti Elohim? Da Nibiru, un pianeta gigante che si trova ai limiti esterni del nostro sistema solare. Quindi diciamo che la sua orbita è lenta, ma ogni 3600 anni si avvicina alla Terra. E te lo devo mandare, io pensavo che tu l'avevi, non mi ricordo perché l'ho mandato a Stellar, forse a te non l'ho mandato. Dopo te lo mando perché comunque ce l'ho. Quindi si teorizza che i grandi cataclismi del passato e le glaciazioni possono essere state provocate dal passaggio di questo Nibiru. Quindi in effetti è un po' complessa la cosa. Diciamo che molti scienziati tendono a pensare che le religioni in effetti sono state fatte per riuscire a mantenere l'ordine mondiale bello tranquillo in effetti. Quindi è questo che hanno cercato di fare le religioni in effetti. Sì, diciamo che, diciamo che ci hanno usato per creare la terra. Se rifletti, hanno fatto un ottimo lavoro. Se rifletti, noi coltiviamo la terra, noi facciamo questo, loro non fanno nulla in effetti. Quindi, in effetti, vabbè, dopo me le devi dire, tanto dobbiamo sapere qualche cosa, anche perché io e Marco siamo curiosi, quindi diciamo dobbiamo sapere qualche cosa. Poi semmai la dico io, diciamo ai ragazzi e non metto a te in difficoltà, diciamo così. Quindi in effetti ragazzi, se pensate a tutto quello che ci stanno ragazzi nel, diciamo, nell'universo è una cosa pazzesca. Pensate pure in effetti che diciamo si potrebbe viaggiare alla velocità della luce, cosa che fanno gli alieni, cosa che noi non possiamo fare. In effetti, diciamo che per fare diciamo un ponte di Einstein-Rose, un cunicolo spazio-temporale, servirebbe il famoso wormhole. In effetti, che sarebbe un'ipotetica caratteristica dello spazio-tempo che in effetti ragazzi è una scorciatoia da un punto dell'universo all'altro. Diciamo che questo è quello che usano gli alieni, diciamo. Loro usano questo wormhole come un passaggio da una parte all'altra dell'universo in modo rapido, cosa che noi non possiamo fare attualmente con le nostre tecnologie, stiamo a zero proprio noi. Quindi in effetti loro riescono a fare questo qua. Quindi costruire un wormhole poi non è una cosa facile perché è instabile, quindi si chiuderebbe subito. In effetti non ti darebbe l'agio di passare che già si sarebbe chiuso, quindi non si riesce a mantenerlo stabile. In effetti ci vorrebbero le stringhe, ma anche le stringhe, ragazzi, sono micidiali. In effetti una stringa potrebbe bravo, tagliarti a metà e quindi anche quella non si può fare, quindi non possiamo fare in effetti mai non potremmo incontrare una diciamo una stringa cosmica perché ci taglierebbe a metà come una spada laser. Ma a parte questo molti sono sicuri che non esista neanche.
Quindi diciamo ragazzi che è un casino in effetti, ma su tutto, non diciamo. Stellar è peggio di Marco e me messi insieme. Deve cercare, deve capire, anche lui se ne esce pazzo. Quindi diciamo ragazzi che anche la materia oscura, tutti quanti la stanno cercando, però delle prove ragazzi non ce ne sono. In effetti la materia oscura sarebbe una materia diversamente dalla materia conosciuta. Purtroppo questa materia oscura non emette radiazione elettromagnetica, quindi diciamo è attualmente rilevabile solo in modo indiretto attraverso i suoi effetti gravitazionali. Sì, sì, in effetti però dicono che il wormhole non è stabile, capisci? Tende a chiudersi subito. Quindi ipoteticamente anche attraversandolo è capace che si richiuderebbe in un secondo. Quindi in effetti non ci dovrebbe stare come regola per fare un wormhole uno scienziato dovrebbe stare un buco nero e un buco bianco, cosa che non c'è. Quindi in effetti un'entrata e un'uscita, quindi collegare due parti dell'universo tra qualche anno. Il vulcano, dici tu, Stellar. Quindi in effetti ragazzi, se pensate tutto l'universo in realtà è tutto strano, anche però ha delle sue. Sì, ma guarda, pure io ho provato a fare tutto, a cercare di tutto, però diciamo che adesso ultimamente ho letto una novità secondo quale su dopo Giove ci sarebbe un buco spazio-temporale. Non so chi l'ha messo, ma l'ho letto stasera prima di questa diretta, quindi non ho potuto fare il video, ragazzi. Però ipoteticamente hanno trovato questo tipo buco nero da dove escono certe cose da fuori. In effetti escono tipo astronavi, tipo massi come gli asteroidi e quindi in effetti si presume che lì diciamo ci sta qualche cosa, qualche portale. Sì, sì, ho visto, sì. Quindi in effetti ragazzi è così, ci sono tante notizie che fanno paura, ma purtroppo è così. La materia oscura, in effetti su vicino Giove ci sta un tipo un portale, hanno detto, che esce qualche cosa da lì. In effetti escono ammassi, diciamo, asteroidi, hanno visto uscire delle navi e si richiude subito e poi si apre, si richiude come una pulsazione in effetti. Quindi in effetti non sanno come chi l'ha messo o come ci sia. Quindi è uscita stasera questa notizia, non ho avuto il tempo di poterlo fare questo video perché c'era la diretta, però lo farò poi sicuramente dopo. In effetti l'avevo solo notato, quindi in effetti questa cosa vicino Giove ci sta. Stiamo fuori con i telescopi, quindi stiamo qua tutta la notte e quindi prova a guardare qualcosa, Stellar. Quindi vedi se riesci a trovare qualche cosa in effetti. Ecco qua, ho trovato l'articolo che volevo, ragazzi. Gli scienziati hanno trovato un portale orbitale vicino a Giove. Eccolo qua, lo sono andato a pescare un attimo. Diciamo che in effetti è stato scoperto un modello di entrata di questi corpi spaziali. Quindi la presenza di un portale fornisce un mezzo per identificare i centauri che hanno un percorso imminente nel sistema solare. Quindi in effetti si trova dopo Giove, in effetti questo nella famosa cintura di Kuiper, quindi al di là di Nettuno. Quindi in effetti davvero
è un casino, ragazzi. Ogni giorno escono notizie sempre più strane. Quindi, ma è stato detto che ci sono tanti portali. Con le sonde, sì, sì, Massimo, sì, con le sonde l'hanno visto. Quindi ci sono tanti documenti che parlano di portali, però le prove, ragazzi, sono poche. In effetti, sì, ci sono. Ma Lisa Washington a che ora passa? Vediamo una luce non identificata. Mandami la foto poi dopo, così poi ti faccio vedere pure ai ragazzi qui. Tu comunque tutte le foto che vedi un po' strane stanotte lì me li mandi, poi io li passo ai ragazzi qua, ai miei iscritti, a Marco che Marco è proprio fissato per questa cosa. Marco sta catalogando tutto e di tutto per queste cose, quindi in effetti poi le passerò pure ai miei iscritti, in effetti, quindi tu me li mandi a me, poi faccio un video, dico ragazzi queste sono le foto che ha fatto Stellar quella notte e queste sono come ho fatto l'altra volta quando Marco mi ha mandato quelle foto che poi io ti ho mandato a te per analizzarle, che poi hai detto sì sì mi ricordo, no, il video della regina, sì sì, in effetti io l'ho mandato ad Astrospace, l'amico di Stellar. Sì, 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 vabbè, ok, ci sentiamo dopo. Quindi, in effetti, ragazzi, diciamo che è così. In effetti, adesso stanno facendo. Ah, sei spese e quindi le stelle. Io poi dico stella, poi spese non lo so, poi non so con chi parlo al finale. Quindi, diciamo che ho usato un solo account a parlare di. Chiamo Stella e vabbè. Vabbè, Astro, poi mi mandi le foto e le manderò pure a Marco che li vuole. E non lo so, stanno vedendo un bagliore, diciamo, nello spazio e adesso stanno puntando i telescopi perché i ragazzi stanno in diretta con noi, però stanno con i telescopi puntati nel cielo perché vogliono vedere questo asteroide, quindi stanno guardando, diciamo, attraverso i telescopi. Secondo me saranno in un parco libero a guardare, diciamo, le stelle. Quindi adesso hanno visto una cosa luccicante su Washington e quindi stanno vedendo che cos'è, perché in effetti dovrebbe essere l'IS, cioè la navicella quella là internazionale spaziale, in effetti, la IS. Quindi vogliono vedere se è lei oppure è qualche altra cosa, non lo sanno, quindi devono calcolare la IS, la stazione spaziale orbitante, dove sta in questo momento qua, capisci? Può darsi pure che non è lei, capisci? Questo è il problema. Loro hanno telescopi professionali e quindi riescono a vedere bene, non come noi col cellulare. Marco, secondo me il telescopio lo dobbiamo comprare assolutamente. Qua urge comprarsi un buon Celestron, così perlomeno anche noi possiamo puntare un po' il cielo, quindi viaggiare un po' di più di quello che facciamo. Io c'ho il cellulare, tu già stai messo bene, io no. Io c'ho stato questa way che. Sì, sì, dopo mi collego su Telegram, sì, sì. Poi non ti preoccupare Marco che te li passo pure a te, quindi stai tranquillo, li passerò a tutti gli amici, i miei amici che sono iscritti, quindi poi un po' per volta le passo, diciamo, le informazioni a tutti. Non so che sta succedendo, ma i ragazzi stanno puntando i telescopi verso qualche parte del cielo. Non so che sta succedendo, non lo sta dicendo Astro, ma non lo so, hanno visto una cosa luccicante nel cielo, non sanno che cos'è e adesso stanno puntando tutti i telescopi perché non è che lì ce ne sta uno, lì ce ne stanno 20, 30. Sì, come regola si deve vedere questo asteroide in effetti, quindi voi con i telescopi lo dovreste vedere questo asteroide. Sì, in effetti deve arrivare qui, Marco, Astro, voglio dire, dovrebbe toccare la Terra, arrivare qui sulla Terra intorno alla mezzanotte, quindi vedi se riesci a beccarlo perché in effetti
arriverà intorno alla mezzanotte, quindi fai attenzione, in effetti, dove arriva. Sì, sì, ho fatto una foto che ho mandato a Marco. Ci sta una stella grande vicino alla Luna. Non so che cos'è, ho mandato pure. Marco mi ha mandato una foto pure a me fatta con la telecamera professionale. Dopo la provo a ingrandire a vedere che cos'è. Ce l'ho scaricata sul cellulare. Dopo col cavetto devo vedere come ingrandirla un po' per vedere che diavolo è. Perché sinceramente non lo so che cos'è, ragazzi. Marco me l'ha mandata, ma non so che cos'è in effetti. Adesso sta pure, diciamo, qui è sempre maltempo, quindi non la vedo proprio più la luna. Dimmi, Astro. Sì, prima l'ho vista proprio grande, poi l'ho vista più lontana, poi più vicina. Marco l'ha vista in movimento addirittura, Marco con la fotocamera. Vabbè, ok, Stella, io poi faccio un video, poi facciamo un'altra diretta con voi e commentiamo le foto che mi avete mandato, in effetti. Quindi tu mi mandi le foto, poi insieme a tutti quanti gli altri. Sì, sì, vai, vai, non ti preoccupare, fai le foto, poi facciamo un'altra diretta e commentiamo le foto che hai fatto tu. Quindi verrai sul canale, io passerò foto per foto e tu darai una spiegazione, non c'è problema, Stellar. Pensa a vedere che cosa sta succedendo, non preoccuparti. Tanto ci sarà tempo per fare altre dirette con voi, non è questo il problema. Quindi cerca di fare più foto possibili. Sì, sì, me l'avevi detto che avevi chiamato e fatto con la NASA, sì. Sì, sì, lo so, me l'ha detto stesso tu quella sera quando ho mandato le foto di Marco, che l'avevi mandate lì alla NASA per farle analizzare e dire che cos'erano. Poi avete detto che sono OVNI, cioè oggetti non identificati, e quindi che le foto di Marco erano di origine sconosciuta, quindi non erano, diciamo, foto fatte di pianeti, comete, quindi erano foto di UFO in effetti. Sì, era un OVNI, Marco mi ha mandato delle foto, io le ho mandate ad Astro, Astro le ha mandate alla NASA, la NASA ha detto che sono foto OVNI, cioè oggetti non identificati, quindi non li ha classificati nemmeno, quindi quando dicono così sono oggetti non identificati. Quindi non erano pianeti, non erano stelle, non erano comete. Quindi hanno detto che sono oggetti non identificati, quindi l'hanno classificato OVNI. Quindi Marco aveva fatto queste due foto, in effetti le aveva fatte così, giusto per che stava con la ragazza a fare queste foto e poi in effetti hanno fatto questa cosa qui, hanno fatto due foto che poi sono risultate, diciamo, un po' aliene, diciamo così. In effetti i ragazzi dell'osservatorio avevano detto che per loro erano OVNI, però loro non contenti l'hanno mandati a quelli della NASA. Quelli della NASA hanno risposto che non sono né pianeti né oggetti né stelle, quindi sono OVNI pure per loro, quindi oggetti non identificati. Sì, dimmi, non lo so, dimmi che vuoi dire. Sì, sì, lo apro adesso col cellulare con in mano, sì. Ma su Messenger? Sì, sì, no, no, su Facebook, io c'ho Facebook normale, adesso lo sto accendendo, adesso sto acceso in effetti, ma non so che cosa usi, Messenger? Io adesso ci ho aperto Facebook, quindi non lo so se userai Messenger o altro, non lo so. Poi vedi tu, io ce l'ho aperto comunque Facebook adesso, perché a parte che sto facendo la diretta con te, ma c'ho l'altro cellulare che uso per
leggere le notizie che io... No, no, guarda, anche Marco l'ha vista. In effetti ha visto un oggetto vicino alla Luna in movimento e Marco ti può mandare anche la foto perché l'ha mandata a me, dopo io la mando a te, in effetti. Quindi quando poi terminerò questo video, in effetti questa diretta, ti mando questa foto che Marco ha detto che era un oggetto in movimento e io ho detto non lo so, io vedo la foto solo, quindi non lo so, ho detto, quindi anche Marco me l'aveva detto in effetti che stava questo oggetto vicino alla Luna che si muoveva. Eppure io ho fatto una foto, ho detto ma che cos'è sto coso? Prima che la Luna non si vedesse più, perché adesso io qua, fammi vedere un attimo, la Luna non la vedo più in effetti io, no? Ci sono le nuvole. Sì, sì, in effetti qua la luna non ci sta, ragazzi. Qui a Salerno non si vede nulla, in effetti. Marco aveva fatto... Ciao, bene, Andrea. Marco aveva fatto... Sì, aveva fatto, diciamo, questa foto e l'aveva mandata a me. Ha detto, beh, io vedo un oggetto vicino alla luna che si muove. Ho detto, ho detto non lo so, guarda, ho detto prova a fare un'altra foto di più a zoomare, ma più di quello non poteva fare la fotocamera sua. Pure io col cellulare ci ho provato, ma il cellulare non si vede tanto bene, quindi non posso fare proprio... Va bene, non mi dirla. Quindi in effetti... cerca di fare tipo un video, una cosa, oppure degli scatti in continuazione. Non lo so che cosa puoi fare, mo. Vedi se riesci a fare tipo un video corto, una cosa così. Sì, ma già noi in effetti, con i PC, quindi già io e Marco avevamo detto prima della diretta di questo oggetto vicino alla Luna che si muoveva. Però pure io ho scattato la foto e l'ho mandata a Stella, cosa a Marco e Marco l'ha mandata a me. Poi ha detto vabbè, poi la ingrandisco e vediamo come viene. Quindi vuoi andare direttamente alla NASA. Ma tu dove stai, Stella, in effetti adesso? In che parte stai? Stai a Washington? Dove stai? In che parte del mondo stai? Ah, stai a Washington. Washington, vabbè. E vuoi andare alla NASA domani mattina? Vedi di farti attestare, Stellar, quindi dopo... Non ti, Astro, voglio dire, non, ah, sta vicino a voi. Cercate di non, di non far restare, voglio. Dopo, se no, non vi sento più, capisco che state in prigione. Ho capito che state il 21, ma quello è capace che vi arrestino tutti e 21, quindi questo è casino. Quindi portate prove, diciamo, attendibili, così. Sì, sì, domani mandami una bella foto davanti alla NASA, così la metto subito in pole position su YouTube. Sì, Stellar sta iscritto da mo', sì, sì. Poi tramite Stellar ho conosciuto Astro, che è quello che sta parlando ora. In effetti usano lo stesso account per parlare, in effetti tutti i ragazzi dell'osservatorio, diciamo. Quindi in effetti è capace che Stellar adesso è Space oppure Specie Stellar, sì. In effetti sì. Poi io mi sono iscritto al loro, diciamo, Telegram. Loro hanno, diciamo, un gruppo di astronomi che fanno quello, dove mi sono iscritto pure io che mi ha invitato Stellar e quindi mi sono unito a loro e quindi diciamo sto approfondendo di più l'argomento astronomia, UFO, alieni, NASA. Qualche volta ci arrestano a tutti quanti e buonanotte. Io sono di Salerno, Salerno città. Stellar o è Astro, dimmi. Astro Space. Astro Stellar, chi risponde di Milano mo? Vabbè, qualche volta dobbiamo vederci, ah. Qualche volta dobbiamo andare tutti a Milano a vedere.
Ah, quindi tu e Stella siete di Milano e qualche volta sono passato tante volte a Milano. Guarda, che parte di Milano, effetti, Astro o Stella, mo dipende da chi sta in linea, mo. Milano è grande. Non mi dite che state al Duomo, ragazzi, perché là ci sta il casino. Adesso i ragazzi stanno a Washington, quindi stanno con i telescopi lì. Quindi non stanno a Milano, abitano a Milano. Domani mattina, se non saprò più vostre notizie, ragazzi, la NASA li ha arrestati. Vabbè, faccio il video su di voi, ragazzi. Nella sede di Goto Space, mentre Stella sta vicino a Milano. Marco, domani compriamo il biglietto e andiamo a Washington a prendere i ragazzi. Questi li arrestano a tutti quanti qua. Quindi prepara il biglietto e andiamo a recuperare i ragazzi. Dobbiamo recuperare Astro e Asteller, sennò qua va a finire che la NASA li sequestra, Marco. Quindi prepara il viaggio e partiamo per gli Stati Uniti. Va a finire che domani mattina vanno con Godo Space crea i razzi spaziali, ragazzi, sonde, lanciatori orbitali, quindi è un'industria di razzi spaziali. Quindi diciamo, ragazzi, che Astro fa oh, se Astro fa diciamo i razzi, quindi se puoi fare un razzo che andiamo io e Marco sulla Luna, ti ringrazieremo molto. Andiamo sulla Luna e torniamo, facciamo due foto pure lì con la macchina fotografica di Marco, quindi basta che tu ci fai il progetto spaziale, quindi partiamo subito. Basta che è buono, però Astro deve essere no come l'aereo, che non mi fido poi. E viene pure tu, Massimo, andiamo lì, come si chiama? Dici tu che ci pigliano coppa la luna. E là sì, hai ragione, là dicono che sul lato oscuro ci sta una base segreta aliena, quindi è pure pericoloso. Quindi va a finire che ci troviamo mischiati pure noi là. Vabbè, però giustamente, se Astro ci fa un razzo, che fa? Non andiamo, Marco? Yammi tu e come si chiama? Massimo. Qua a Washington ho pagato 4 mutui per allestire tutto. Vabbè, qualche volta dobbiamo incontrarci, dai Stella, veniamo io e Marco, veniamo a Milano, qualche volta veniamo dove stai tu al Godo Space, facciamo una tipo riunione e ci incontriamo lì, in effetti. Così parliamo da vicino che è la cosa migliore. Stiamo una giornata insieme e poi ripartiamo per... Io so quello più lontano, quindi diciamo... Già Marco va vicino, sta vicino a Piacenza, quindi sta più vicino a lui. Vabbè, dopo tu mandami le foto su Telegram, le metti, poi io le faccio vedere a Marco e pure agli altri ragazzi, quindi un po' per volta le smaltisco e le do un po' a tutti, quindi cercherò di darli a tutti in effetti. Bravo, fatti pagare di più. Dice qua devono venire altri tre amici, quindi mi raccomando, finanzia bene, di alla NASA che pagano di più.
Dice qua purtroppo dobbiamo, tra interviste, viaggi e cose, i soldi non bastano, fatti alzare lo stipendio perlomeno. Tanti soldi la NASA li tiene, quindi non è un problema. Questo è proprio l'ultimo problema della NASA, quindi lì è proprio l'ultimo dei pensieri loro. Se no glielo dici, il razzo spaziale te lo fai tu. Mamma mia, che casino, ragazzi, vedete? In effetti, God Space sto guardando adesso, è un'industria che fa oggetti spaziali. È un'industria, adesso l'obiettivo della nostra generazione è lo spazio. Assemblaggio di razzi per la messa in orbita di satelliti. Quindi questo è il Goto Space, ragazzi, quello che aveva detto Astro. Quindi se volete qualche missile, qualche razzo, ragazzi, chiamate ad Astro o a Stellar, così vi fanno subito un razzo e partite per la Luna, Saturno. No, Saturno è lontano, no. Sì, dimmi, sì, Stellar o Space, poi va a capire chi sei, quindi non lo so, o Astro o Stella, vabbè, per me è la stessa, quindi dimmi che vuoi sapere, in effetti. Però Stella, tu puoi dirci, no, tu lavori con la NASA, in effetti, quindi puoi anche dirci esistono gli alieni oppure no. I ragazzi giustamente volevano sapere questo. Se, dal tuo punto di vista, non diciamo dal tuo punto di vista del lavoro della NASA. L'uragano Lorenzo come sta? Tempesta tropicale, è passato Stellar in effetti. Quindi è passato a tempesta tropicale, quindi arriverà sull'Italia una perturbazione al massimo, niente di più. In effetti sabato e domenica non doveva piovere, non doveva starci tipo tempeste o cose varie, ma invece grazie all'uragano che si è trasformato in tempesta tropicale, in effetti adesso arriverà il maltempo sull'Italia, quindi sabato e domenica maltempo diciamo generale su tutta l'Italia, quindi a tratti diciamo non proprio in tutta l'Italia ma abbastanza, quindi poi ma guarda non lo so. Washington in questi giorni vedo macchine volanti cadere sull'Empire State Building. Ma dobbiamo indagare un po' di più, perché anche qui in Italia non è che arrivano tante notizie da lì, capisci? In effetti qua in Italia già sapere notizie a volte è già un casino per noi, quindi quello che mi stai dicendo per me è una cosa nuova, quindi posso approfondire anche se non credo che riusciremo a vederlo. Sì, sì, questo Mattembo è colpa dell'uragano, in effetti. Sì, sì, Massimo, questo è dovuto all'uragano, in effetti non doveva piovere, non doveva fare maltempo, in effetti diciamo, le previsioni erano altre. Io lo avevo detto ieri, ho detto ragazzi non mi voglio sbilanciare, non voglio dire che sabato e domenica pioverà perché ancora, diciamo, e tu stai a Washington, che vuoi sentire? Mo che entri a Milano poi te ne accorgi, non ti preoccupare. Quindi quando ritorni qua in Italia poi ti renderai conto che a finale ti renderai conto che a Milano le temperature sono abbassate.
Quindi diciamo ragazzi che quando Stellar e Astro mi manderanno le foto, io le mando a Marco, poi qualcuno la manderà a voi. Sì, l'ho letta la notizia del pianeta che non doveva esistere, sì, sì, l'ho letta già quella lì, sì. In effetti sono tante le cose che sono successe in questi giorni, quindi in effetti hanno detto addirittura, non so se l'hai letto, che il pianeta 9, il pianeta Planet 9, forse è un piccolo buco nero in effetti che sta ai confini dell'universo, quindi il famoso Planet 9 sarebbe forse un piccolo buco nero, si presuppone. In effetti loro hanno notato che ci sta qualcosa al di fuori, però forse non è un pianeta. Sì, in effetti credono che sia un buco nero piccolo. Sì, sì, l'uragano Lorenzo, sì. Vabbè, ma si sapeva, in effetti, che succedeva il casino di Lorenzo, diciamo l'uragano. In effetti io avevo dato allerta gialla oggi su 8 regioni. In effetti io oggi ho detto giovedì, oggi ci saranno 8 regioni che saranno colpite da nubifragi, quindi l'allerta era giustificata, tutto il lato dell'Adriatico davano, più il sud Italia, quindi Campania, Calabria, tranne che la Sicilia e la Sardegna in effetti. Poi tutto il nord stava a bel tempo in effetti, quindi questa era la previsione. Nicolas, tu hai fatto utile e dilettevole, dai. Hai fatto... hai mangiato e hai visto il video. In effetti calcolate che il pianeta, quello là, l'ultimo che avevano detto che era abitabile, stava a 101 anni luce da noi, ragazzi, se ti ricordi, Astro. Ma tu pensi che viaggiando alla velocità della luce, no, 110, ci metteremo, diciamo, 110 anni viaggiando alla velocità della luce. Kepler più o meno quanti anni luce è Stellar o Astro? Mo non so chi è dei due adesso, quindi dico Stellar. Kepler più o meno a quanto sta? Allora, Kepler. No, dico quanto è lontano, diciamo, dalla Terra Kepler, che è quello più vicino a noi. Questo volevo sapere. La distanza, diciamo. Perché calcola se è 50 anni luce, camminando alla velocità della luce. Sì, Kepler, sì. Quanto è distante dalla Terra, in effetti. In effetti, come quello lì che avevo detto io, in effetti 620 anni luce. È una festa allora per arrivarci, quindi viaggiando alla velocità della luce ci vorrebbero 620 anni, o no? O mi sbaglio, Stella o Astro? Quindi viaggiando con una costante della velocità della luce impiegheremo 620 anni. O mi sbaglio? Penso di sì, no? Ci vuole un wormhole a finale per forza. E come fai a fare 620 anni? In effetti, un anno viaggiando alla velocità della luce ci vogliono esattamente 620 anni. E come devi rinascere 8-9 volte. O no, Stella? Devi rinascere 7-8 volte minimo. Quindi perciò vedete, uno dice uno va qua, va là, per forza ci vuole uno spazio
Sì, però pure andando alla velocità della luce, nemmeno ci arriveremo, Stellar. Quindi hanno inventato, secondo te, perché io so che ancora non l'hanno inventato, però tu stai nell'ambito della NASA, quindi sai che è possibile, secondo te, viaggiare attualmente alla velocità della luce? Diciamo con le nuove tecnologie. E poi un'altra cosa, no, viaggiando alla velocità della luce, Stellar, un'altra domanda, no? È vero che rallenta il tempo per noi, in effetti andando più veloci per noi il tempo diciamo rallenta. Io so in effetti che l'effetto film di sfera del buco nero sarebbe l'ideale, sì. Sì, in effetti sì, come ho detto io, se uno viaggia, uno scienziato ha fatto una prova a un'ora alla velocità della luce, in effetti ragazzi, me lo sono segnato proprio perché dovevo fare stasera, diciamo, questa cosa qui. In effetti un'ora nello spazio alla velocità della luce corrisponde a 7 ore sulla Terra. Quindi ragazzi, se un bambino, diciamo una coppia, rimane sulla Terra e partono da 0 anni, il bambino sulla Terra avrà 10 anni, dopo 10 anni, avrà 70 anni e quello nello spazio avrà 10 anni. Quindi vedete il rapporto tra rimanere sulla Terra e viaggiare alla velocità della luce. In effetti, un anno nello spazio, sì, equivale a 70 anni sulla Terra. Quindi pensate un po'. Quindi se io viaggio nello spazio invecchierò di 10 anni. Invece chi è rimasto sulla Terra è invecchiato di 70 anni. Quindi facciamo la famosa prova di Einstein del paradosso dei due gemelli, che uno era partito per lo spazio e l'altro era rimasto sulla Terra. L'altro, quando è arrivato quello dallo spazio, era giovane, quello che era rimasto sulla Terra era proprio anzianissimo. Quindi questo è quello che faceva Einstein con mostrare la relatività. No, no, questo è quello che dice la... subito. Invece sul buco nero in effetti dicono che se l'uomo potesse stare sul bordo del, diciamo, degli orizzonti degli eventi, non invecchierebbe, si fermerebbe proprio di brutto, diciamo, il tempo. In effetti, se un minuto davanti all'orizzonte degli eventi, in effetti passerebbero milioni di anni sulla Terra. Pensa un poco quando in effetti... Ah, vi volevo dire un'altra cosa. Uno scienziato, ma ultimamente ho letto su un sito di scienze, ha detto che l'unico film, ragazzi, dove si dice la verità, voi avete visto un sacco di film fantascienza e cose, l'unico film che dice la verità è Interstellar. Non so se l'avete visto, è un film dove devono andare, diciamo, in un, diciamo, wormhole e andare a vedere pianeti abitabili perché la Terra sta morendo. Diciamo che ha detto che è l'unico film che devi vederlo, Avvocatella, Interstellar si chiama. Può darsi da questo film qua che Interstellar ha pigliato questo nome. Mark i gatti. Guarda Massimo, lo devi vedere, in effetti viaggiano in questo tunnel spazio-temporale e arrivano in diciamo, una zona dove si crede che sia abitabile.
In effetti in questo film però dice che questo buco, questo wormhole, qualcuno l'ha messo appositamente per far andare noi terrestri lì. Diciamo che lì, sì, ma è bello, guarda, ti giuro che è bello. E dicono che tutto quello che viene detto in quel film, come diciamo le stringhe, la relatività, diciamo, allora c'è un pianeta nel film che sta vicino a un buco nero, sta molto vicino, dice che ogni ora passata su quel pianeta che sta vicino a una massa densissima che sarebbe il buco nero corrispondono a 7 anni di vita. Quindi ogni ora su quel pianeta che sta vicino a una massa densa che è il buco nero, che questo buco nero è molto grande, corrispondono ogni ora passata su quel pianeta, loro devono andare lì per recuperare dei pezzi per vedere se è potenzialmente abitabile. Quindi questo è verissimo, ragazzi. Quindi in questo film tutto quello che viene detto è reale, in effetti parlano di cose vere. Quindi questo scienziato ha detto che l'unico vero film che parla di relatività e di tutte queste cose qua in effetti è Interstellar, quindi è un film vecchio, lo potete trovare anche in streaming, si trova facile, ragazzi. Se poi riesco a trovarlo, vi giuro, ve lo metto sotto a questo video, poi lo andate a vedere voi. Non mi ricordo, però se dopo riesco, lo metto sotto questo video e dico ragazzi, questo è quel famoso video, andatelo a guardare. Però è un film, ragazzi, non è che è un video, dura più o meno una 70-80 minuti, però è una bella storia. Non mi ricordo, ma te lo posso dire perché io c'ho, in effetti c'ho il cellulare a portata di mano proprio perché mi aveva detto che voleva parlare su Facebook, quindi Interstellar, Interstellar 2014, bravo, avvocatella l'ha trovata tutta. In effetti si parla di ci sta la Terra che sta per finire, in effetti, e devono trovare dei mondi abitabili. Hanno trovato un buco nero, qualcuno l'ha messo e quindi credono che gli alieni ci vogliono aiutare a cercare questo, diciamo, mondo nuovo e quindi partono per questo wormhole. Quindi poi a un certo punto, in effetti, trovano, ci stanno tanti mondi potenziali abitabili e quindi in effetti tutto quello che avviene in quel film, dice questo scienziato, è pura verità. In effetti quello che viene detto lì sulle cose. Ma guarda, ma sono tanti, in effetti Armageddon, ma ce ne sono un sacco, in effetti, diciamo di film catastrofici come li chiamo io, però sono più attirato per, diciamo, per i film di fantascienza, in effetti. The Day After Tomorrow, l'alba del giorno dopo, pure mi è piaciuto molto, il fatto dei cambiamenti climatici, diciamo, è stato uno anche dei miei forti. Quindi diciamo sono tanti i film in effetti che The Impact pure è uno dei miei preferiti, ma tutti questi qua che riguardano queste cose un po' strane, quindi in effetti io le ho viste tutti, quindi in effetti è così, mi piacciono quasi tutti, quindi non ci sta. Ma secondo me, avvocato, i film raccontano sempre un po' di verità finale. Non credo che ci siano film, come ti devo dire, in effetti che mentono di più. In effetti c'è sempre quel poco di verità, anche se a volte si tende a esagerare. In effetti ce ne sono tanti, in effetti, quindi ti potrei dire in effetti quello là che si congela il mondo, lì ci sta un'esagerazione esagerata, quindi in effetti è così, diciamo che lì si esagera un pochino perché diciamo
è vero che i cambiamenti climatici possono influenzare, diciamo, un po' tutto, però ce ne passa perché è esagerato dire che si congela il mondo, sì, Tomorrow, sì, in effetti è così, però congelare è un po' esagerato, quindi la vedo un po' troppo esagerata sta cosa. I cambiamenti climatici ci possono essere, però no che si congela tutto istantaneamente. Sarebbe esagerato un po' la storia, quindi lì hanno un po' esagerato un pochino. Quindi diciamo che hanno esagerato. Però gli altri film, tutti quanti in effetti racchiudono un po' di verità dentro, anche se brutta ma vera. Come Interstellar, addirittura uno scienziato ha detto quello che dicono in quel film è tutto reale. Dice a parte che il wormhole dice no perché non esiste perché ancora non l'abbiamo capito come farlo. Lì nel film dice che gli alieni l'hanno messo loro, quindi non l'abbiamo creato noi e quindi sta lì. Quindi il nostro problema sarebbe il wormhole. Quindi in effetti questo buco che farebbe passare da uno spazio all'altro. Quindi poi dice che gli extraterrestri a finale del film dicono che loro non hanno diciamo, la convinzione dello spazio e dello tempo perché sono esseri di 5 dimensioni. Quindi per loro il tempo non esiste oppure non potrebbe essere diverso da come lo intendiamo noi. Vabbè, ragazzi, adesso vi devo lasciare anche perché il cellulare sta esaurendosi. Avevo caricato al 100% questo cellulare, però abbiamo parlato per un'ora e 22, quindi sta quasi per cedere, quindi non voglio che chiudiamo così brutto. Quindi ragazzi, dopo Stella e Astro mi manderanno queste foto e io, diciamo, farò vedere pure a voi. Quindi ragazzi, vi saluto. Quindi dopo, se qualcuno, dopo vi faccio vedere dove si trova Astro, così se qualcuno vuole parlare con Astro vi faccio vedere dove si trova. Quindi in effetti poi vi farò vedere io. È stata creata da noi, ok. Vabbè ragazzi, un saluto da parte mia, grazie a Stella e ad Astro che hanno intervenuti e giustamente anche loro. Sì, sì, ti metto il video, io pensavo che l'avevo mandato a te la verità, quindi invece l'ho mandato ad Astro e a Stellar in effetti, non a te. Pensavo che tu l'avessi visto, quindi perciò non l'ho mandato. Vabbè ragazzi, poi faremo un'altra diretta con le foto che vedremo che ha fatto Astro e Stellar e quindi poi faremo un'altra diretta con i ragazzi dell'osservatorio e questo ragazzo che lavora con la NASA in effetti, quindi poi faremo un'altra diretta, quindi diciamo che ci sentiamo domani con un altro video e quindi poi domani semmai commenteremo le foto fatte ai ragazzi, quindi no, no, non mi dimentico di te, non ti preoccupare, no, no, non ti preoccupare, le mando, non ti preoccupare. Vabbè, dammi solo il tempo di staccare qui, poi come vado lì e vedo le foto te le mando. Ok, ragazzi, un saluto a tutti, buonanotte a tutti, ci sentiamo domani, ragazzi, quindi notte a tutti. Ciao Stellar, ciao Astro, ciao a tutti i ragazzi che hanno partecipato e un saluto da parte mia a tutti voi. Ciao Massimo, ciao Domitilla, ciao Mark. Vabbè, noi ci sentiamo fra poco, quindi sì, 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 non ti preoccupare. Ok, ciao ragazzi.